busta mi dice e mi indica che il miglior portiere è Simone Marino della Don Carlo Misilmeri. Miglior difensore stagione 22-23, Gabriele Franchina, Nuova Igea Virtus. Miglior centrocampista stagione 22-23 del campionato di eccellenza, Santo Privitera del Siracusa Calcio. Miglior attaccante stagione 22-23 campionato di eccellenza, Antonino Carbonaro Leonzio 1909. Vai, 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 cruciamo le distanze, dai, 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 facciamo bungee jumping, solamente io e te, io e te. Dai, 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 balliamo sulle onde, vai, 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 cruciamo le distanze, dai, 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 facciamo bungee jumping, solamente io e te, io e te. Ritorniamo a parlare di personaggi importanti che ci vengono a trovare all'interno di questa 10ª edizione dei Penalty Awards. Adesso un altro premio certamente di quantità e di qualità. Personaggio TV per questa stagione 2023, il nostro amico di tutti, Carmelo Caccamo. Grazie, grazie. Intanto sono felice, Ettore, di rivederti. Sì, ci proviamo a far ridere il pubblico, ci proviamo a fare divertire, ci mettiamo del nostro. E quindi è giusto a questo punto premiarti come personaggio TV? Siccome posso soltanto capire e immaginare cosa significhi organizzare un momento come questo, Carmelo, lo posso soltanto immaginare, che follia è una cosa di questa, credo che tutti noi dobbiamo un applauso invece a Ettore Tortorici per questo pomeriggio. Miglior allenatore stagione 22-23, Pasquale Ferrara, Nuova Igea Virtus. Le anticipo che per la prima volta ai Penalty Awards c'è un ex aequo, quindi sono 2 i vincitori di questa categoria per quanto riguarda il ruolo dei dirigenti, quindi sarà lei a comunicarci i 2 nomi. A questo punto ho bisogno di un aiuto, no? Vabbè, succede. Ernesto Russello, Agragas 2018 e Salvatore Castorina, Siracusa Calcio. Questa è la mission che bisogna avere e soprattutto la visione. Cioè, la nuova classe dirigente nel mondo soprattutto dilettantistico deve lavorare soprattutto sui giovani, la vocazione deve essere questa, individuando quelle che sono le abilità e soprattutto le squadre, io dico, si costruiscono dopo. Prima bisogna costruire le società, bisogna costruire il management, la direzione, bisogna formare quelli che sono i dirigenti. Ma quello che voglio ringraziare sei tu, Ettore, per l'impegno che ci metti sempre, per quello che fai vivere su questo palco e nelle tue trasmissioni. Grazie al calcio siamo sempre in movimento e ho avuto il piacere di rivedere tanti professionisti, a prescindere dalla categoria, che sono stati ospiti nostri. Io ho avuto modo di conoscerti, veramente non voglio fare retorica, un professionista, sono entrato con te in sintonia da subito e sono molto contento di quello che fai in questi 10 anni, veramente per me è un piacere essere qui e contribuire a questo evento. Grazie a tutti e grazie a te per averci invitato e per averci permesso di essere partner di questa kermesse. Uno dei premi più belli della nostra manifestazione. Negli anni si sono succeduti nomi importanti del calcio nostrano, ma soprattutto del calcio nazionale, e anche quest'anno abbiamo un personaggio del calcio nazionale a cui dedichiamo il premio alla carriera. Con noi Marco Biagianti. Grazie per questo riconoscimento. Chiaramente da fiorentino essere in mezzo a tantissime eccellenze siciliane mi fa molto onore, quindi chiaramente ti ringrazio ancora e sono molto orgoglioso di questo. Intanto grazie mille Ettore per averci invitati, ne siamo veramente orgogliosi e felici.
E anche quest'anno abbiamo un altro premio importante che si chiama Team Awards, e il Team Awards di questa annata 2022-23 va ad Antonello Laneri, direttore sportivo del Catania SSD. Sì, intanto buonasera a tutti. È così facile pensare adesso a 31 punti, no? Ma è stato un percorso difficile. Io Ettore intanto ti ringrazio te, so il lavoro incredibile che c'è per realizzare un evento del genere, so il lavoro che c'è nell'arco di un anno e l'ho scoperto grazie ad una stagione vissuta insieme ad Antonello Laneri, insieme al Catania. I top player della stagione, a prescindere dal ruolo, a prescindere anche della categoria. Abbiamo ritenuto 2 giocatori top player assoluti della stagione. Abbiamo il top player che invito qui sul palco, che si chiama semplicemente Gabriele Franchina, e il top junior play che si chiama Giuseppe Birardi. È una soddisfazione incredibile essere qui e ricevere questi premi. Diciamo che è stata un'esperienza unica giocare anche con i più grandi, è anche la mia prima volta. Hai giocato con la Resuttana San Lorenzo. Ho avuto anche esperienze con la rappresentativa e con la nazionale. Ringrazio tutto lo staff e anche i calciatori. Il campionato di Serie D, che si è concluso praticamente qualche mese fa, ha regalato anche per quest'anno l'emozione di 3 nomination per l'elezione del miglior allenatore siciliano. Ed invito qui sul palco a questo punto 3 top assoluti: Pietro Infantino della San Cataldese, Giuseppe Romano del Licata Calcio ed Alfio Torrisi del Trapani FC. Tre popò di allenatori. Ciao Pietro. Pietro Infantino con la San Cataldese rivelazione. L'altra rivelazione è stata il Licata Calcio, che ho seguito tantissimo. Mi piace come metti la squadra in campo, sono innamorato dei tuoi schemi. Giuseppe Romano, e poi il vincitore dei playoff, Alfio Torrisi, tra l'altro l'anno scorso già vincitore della prima, diciamo, edizione dell'allenatore siciliano più importante per quanto riguarda il campionato di Serie D. Allora, è un campionato sempre molto difficile, è un campionato che regala certamente grandissime gioie e amarezze. Bisogna vedere poi che tipologia di stagione vuole affrontare la società. Voi in questo caso avete dimostrato con la vostra capacità di superare quelli che secondo me erano gli obiettivi della società. A premiare e quindi ad aprire la busta Fabio Capuana, segretario regionale della FIGC di Palermo. Eccolo qua che ci raggiunge. 3 top assoluti, 3 mostri sacri, 3 mostri sacri. Consegniamo la busta a Fabio Capuana, sarà lui a dare il nome dell'allenatore che si porta a casa la palma sulla carta, su una busta, però ve l'ho detto poc'anzi, i 3 hanno dimostrato di essere veramente i top assoluti per quanto riguarda il calcio siciliano per questa stagione. Una busta pesantissima. Pesantissima, guarda, quella dell'allenatore è sempre un dramma ogni volta. Allora, miglior allenatore siciliano, Alfio Torrisi, FC Trapani. Complimenti a tutte e 3. Seconda stagione di seguito, l'anno scorso rivelazione a Paternò, quest'anno vincitore dei playoff. Consegniamo ad Alfio Torrisi questa targa, eccola qui, faccio subito una battuta con Alfio. Alfio, ma adesso ti fermi però, 2 anni su 2 è una bella soddisfazione, e il tuo percorso di crescita che continua a salire sempre di più. Non sono io a decidere, spero di non fermarmi, anzi di cercare di andare sempre in alto, il più in alto possibile. Intanto grazie all'invito, a prescindere da chi vinca, è un piacere e un onore essere qui presenti in mezzo a tanta gente importante del calcio, e quindi condivisione assoluta con lo staff tecnico, con il Trapani. Questo è un premio che dobbiamo dividere un po' tutti, perché io penso che a prescindere dal risultato finale,
con la vittoria dei playoff è stato un anno dove tutti abbiamo dimostrato il nostro valore in un'annata complicata, difficile, piena di insidie, però alla fine i valori umani più che quelli tecnico-tattici hanno portato il Trapani a vincere i playoff contro tantissime avversità e quindi questo deve essere il vanto un po' di tutti per questa stagione che abbiamo fatto. Ci piace questa tua forma di qualifica di tutto l'intero team. Pietro, San Cataldese, rivelazione assoluta. Per qualche attimo avete, no, più di qualche attimo, sfiorato anche il discorso dei playoff alla grande. Complimenti, veramente. A San Cataldo debbono farti secondo me una bella statua e secondo me da quest'anno si può partire anche con qualche obiettivo diverso? No, buonasera a tutti. No, credo che è stata un'annata stressante, bellissima, soprattutto per la presenza del Catania, ci ha dato grande visibilità a tutti. Credo che è stato un percorso stressante, ma la vittoria non sono i 52 punti, ma aver dato la possibilità a 6-7 ragazzi che venivano dalla promozione dell'eccellenza di disputare un campionato importante e avere il piacere di giocare contro il Catania al Cibali. Questa è la nostra più grande soddisfazione. Il prossimo anno continueremo su questo, dare la visibilità a dei ragazzi che magari sono trascurati, magari che non hanno neanche il procuratore, ragazzi che vengono dal paese, ragazzi che hanno fame, ragazzi che hanno la voglia di fare questo mestiere con tanta voglia e con tanta ambizione. Questo è il nostro scopo, le nostre società sono queste, abbiamo l'obiettivo soprattutto di dare visibilità ai nostri territori e questo faremo anche il prossimo anno. E secondo me siete sulla buona strada e ci piace il fatto di abbinare gente sconosciuta in un contesto importante come quello della Serie D. Pippo Romano, che cosa dire? Io sono ogni volta abbagliato quando vedo giocare la tua squadra, non me ne vogliono i tuoi colleghi, ma vedo con quanta geometria riesci a giocare un bel calcio spumeggiante. Siete arrivati a un passo dalla finalissima, una grandissima soddisfazione, un allenatore di grande esperienza in un manipolo di ragazzi da modellare secondo me settimana dopo settimana. Intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sì, quest'anno abbiamo avuto veramente fatto qualcosa di importante con una squadra giovanissima, tant'è vero che noi 14 calciatori aggregati in prima squadra e poi sono riusciti a fare le fasi nazionali juniores, per cui è una grande soddisfazione. Portiamo avanti questo progetto e questa linea verde che ci sta dando risultati, perché in 2 anni abbiamo fatto, anche se non sono tanti, 102 punti con una squadra giovanissima ed è un bel traguardo. Rimani allicata chiaramente, devi continuare su questo percorso. Sì, ci siamo incontrati con la società e continueremo insieme. La linea è sempre di una squadra giovane, tanti giovani che vogliono emergere, non abbiamo per forza l'obbligo, come ci dice la Lega, di far giocare gli under 4 obbligatori. Abbiamo fatto tantissime partite, abbiamo anche finito tantissime partite con 7-8 under, per cui questo è un motivo di vanto e di programmazione di società. Una grande bella soddisfazione. Grazie ai ragazzi, vi chiamo ragazzi anche se non siete più ventenni, ma avete l'energia dei ventenni. Grazie Infantino, Romano e Torrisi. Grazie, grazie, grazie. Fabio Capuana, siamo quasi nella parte finale perché adesso rimangono soltanto le nomination e la passerella Ajax. Io credo che sia stata ancora una volta un'occasione giusta per regalare al calcio dilettantistico una passerella, perché la passerella è fondamentale, dà energia, dà voglia di costruire anche il futuro. Sì, chi mi ha preceduto ha già detto questo, è stata una grande avventura, un grande palcoscenico. Tu magistralmente ancora una volta hai saputo organizzare il tutto e so che non è stato facile e quindi hai reso un grande servizio al calcio siciliano, te lo dico con il cuore, non è un atto dovuto ma è un atto veramente meritorio, ecco. Per ricordare questo momento anche per Fabio Capuana abbiamo la targa della 10ª edizione dei Penalty Awards, compreso anche il buon vino di Foti Randattese. Grazie Fabio Capuana, segretario della sede FIGC di Palermo.
L'ho già anticipato poc'anzi, siamo quasi nella parte finale, abbiamo bisogno adesso di sentire la voce dell'AIAC. Abbiamo già parlato con il presidente José Sorbello ed invito qui sul palco il presidente per quanto riguarda il comitato di Enna Luigi Di Dio, il presidente del comitato di Agrigento Lillo Capraro ed il presidente del comitato di Catania Lucio Tosto. La kermesse del calcio dilettantistico con i capi degli allenatori siciliani. Mettiamoci qui velocissimamente, dico Lillo, Agrigento, intanto ha vinto un campionato con l'Agragas, Agrigento è sempre in crescita continua anche sui tesserati ed è la dimostrazione che quando si lavora bene con gli obiettivi che pilota con sagacia il presidente regionale, poi alla fine i risultati arrivano. Ma quando c'è programmazione i risultati arrivano sicuro. Intanto faccio i complimenti al Siracusa e alla Nuova Egea che assieme all'Agrax fanno una storia, perché Barcellona già è una grossa piazza, Siracusa. Queste sono piazze che secondo me meritano questo palcoscenico della Serie D, gli sta stretta secondo me. Hai detto bene, gli sta proprio stretta. Mettiamoci al centro e al centro voglio mettere un personaggio che è molto vicino ai Penalty Awards, il presidente del comitato AIAC di Enna, Luigi Di Dio, che come al solito è stato anche un po' il mio braccio destro, anche la sua determinazione ha fatto sì che questa manifestazione ancora una volta ritornasse ad Enna. Certamente, è già dal 2019 che collaboriamo come AIAC di Enna con la tua programmazione e siamo grati perché effettivamente Enna merita questa attenzione, perché siamo al centro della Sicilia. Intanto devo dire un grazie e complimenti all'Enna Calcio, ma anche altre due realtà della provincia di Enna, la Leonfortese e il Villarosa, che si sono salvate. Bene, complimenti, quindi anche Enna ha la sua giusta e doverosa passerella e la passerella dell'AIAC di Catania è una passerella importante perché hanno parlato i numeri quest'anno con gli associati che sono arrivati a valanga nel tuo comitato e che sei riuscito ad amalgamare in un gruppo certamente molto vincente. E tu sei uno di questi, perché tu sei un associato, sei un ex allenatore. È UEFA B come patentino, quindi sei uno di nostri e ti ringrazio per la visibilità che ci dai durante l'anno nelle tue trasmissioni, perché per noi è molto ma molto importante far capire e far sapere alle persone il lavoro che facciamo. Tu lo fai tanto bene e ti ringrazio pubblicamente. Noi quest'anno, oltre il lavoro di routine a Catania, che è quello di andare a visitare le scuole calcio, il settore giovanile, abbiamo fatto un progetto che è quello là di il lunedì dell'allenatore, che ci ha visto impegnati mensilmente con delle lezioni ai nostri associati. Abbiamo invitato allenatori di un certo calibro come D'Urso della Primavera della Lazio, Ezio Reciti, Settineri e puntualmente abbiamo avuto molto riscontro. Tra l'altro poi è chiaro che noi andiamo a trovare anche i ragazzi delle scuole calcio, i nostri allenatori, monitoriamo il territorio e questo è il motivo per cui abbiamo tanti associati. Sono state queste le formule vincenti, te lo posso assicurare. Diamo subito anche ai nostri amici dell'AIAC la targa, eccola qua la prima per Lillo Capraro con la degustazione di tenute Foti Randazzesi, adesso arriverà quella per Luigi Di Dio e poi quella a chiudere con Lucio Tosto, allenatore tra l'altro che adesso ha sposato anche l'idea di dirigere una società importante nel campionato di promozione. Lucio Tosto con la degustazione del vino di tenute randazzesi e per ultimo, ma soltanto un caso, per Luigi Di Dio, presidente del comitato AIAC di Enna. Grazie. Grazie per essere stati con noi anche per quest'anno, ragazzi. Ragazzi, che bel complimento che hai fatto. Nomination del campionato di prima categoria, siamo in chiusura di questa 10ª edizione dei Penalty Awards ed invito a questo punto i ragazzi che fanno parte del gruppo dirigenti. In nomination vanno Antonio Mollica del Santa Domenica Vittoria e Gaetano Rifici dell'Aluntina Calcio, e invito qui sul palco.
Abbiamo la defezione probabilmente di Mollica, però non c'è problema, tranquillamente abbiamo un rappresentante e a questo punto mi auguro che la busta sia quella vincente, io sono sempre molto ottimista. Eccoti qui, Antonio Rifici, Gaetano Rifici, perdonami, della Luntina Calcio. Allora mi dai la busta, però attenzione che non la apro io la busta, ma la aprirà il delegato nazionale AIAC, Roberto Bellomo, anche lui ormai nome importante all'interno dei Penalty Awards praticamente da sempre, che invito qui sul palco. Il ruolo del dirigente è sempre molto importante ed è giusto che sia un dirigente AIAC. Adesso mi auguro che sia lui il vincente, perché sennò rischiamo di fare una... vabbè, non ha importanza, va bene. E allora, stagione 2022-2023, campionato di prima categoria, miglior dirigente Gaetano Rifici della Luntina Calcio. Senza concorrenti, ma primo classificato a prescindere da tutto. Allora consegniamo al nostro amico subito la targa. Nel frattempo che sta arrivando quella per Roberto, una battuta con il direttore sportivo della Luntina, una Luntina che il prossimo anno giocherà in promozione, mica male come obiettivo, grandi sacrifici, soprattutto dal punto di vista dirigenziale, ma l'obiettivo anche secondo me di fare bene. Sì, ha detto bene, grazie dell'invito, grazie al Presidente e tutta la dirigenza. Dopo 40 anni siamo entrati nella storia della promozione. Quindi imbattuti, è vero. senza nessuna perdita, abbiamo rinnovato il gruppo che abbiamo vinto e ora prenderemo qualche tassello in più. E siete pronti? Per fare una buona promozione. E secondo me con la stessa energia della scorsa stagione. Grazie a Gaetano Rifici. Rimani qui sul palco, carissimo Roberto, perché ancora una volta la tua presenza ci aiuta a capire il movimento AIAC, che da sempre è filiale importante di successo per tanti allenatori, ma è sempre molto vicina anche nei galà importanti degli allenatori. Uno di questi appunto sono i penalty. Dove vuole arrivare l'AIAC anche per la prossima stagione? Tu che sei una voce ed un volto nazionale. Ma l'AIAC va sempre avanti ed è sempre alla difesa degli allenatori, difende l'obbligatorietà, significa che ogni squadra ha un allenatore, difende la scrittura privata, gli allenatori che decidono di farla e di non farla a titolo gratuito, e in più da 4 anni fa una manifestazione centrale a Rimini che si chiama il Coach Experience, dove ci sono gli aggiornamenti obbligatori. Aggiornamento obbligatorio che mi rivolgo agli allenatori, non bisogna farli l'ultimo minuto. Oramai con i tesseramenti online, all'atto dell'immissione del numero di matricola delle società, se non si è in regola, il tesseramento non passa. Quindi bisogna sempre stare sul pezzo. Posso solo aggiungere che quanto prima partiranno anche i corsi di preparatore di portieri, i preparatori atletici che già sono centrali, e con una novità però: per partecipare ai corsi di preparatori atletici ci vuole il corso UEFA C, che significa che bisogna saper stare con i ragazzini, e ci sono tante attività che noi facciamo. L'AIAC dà tantissimi servizi, molto spesso viene dimenticato, viene cercato alla fine del campionato per le vertenze, qualcuno poi non ha chiamato prima, è anche sbagliato a contrattizzarsi. Comunque abbiamo tante cose, siamo a disposizione, siamo a livello locale, provinciale, regionale, ci siamo. Ovunque l'immagine è presente. E poi volevo dire che per i penalty, noi da dilettanti eravamo partiti con un premio a Montelepre, e poi tanti anni eri tu che ce lo conducevi, quindi siamo stati sempre vicini al mondo dei dilettanti, questo sicuramente. Abbiamo la targa anche per Roberto Bellomo, grazie tante Roberto, a presto. Allora, c'è un personaggio che ho avuto modo di conoscere lo scorso anno e l'ho voluto invitare qui ai Penalty Awards perché ha tante storie da raccontare. Lui è l'ideatore del Museo del Calcio internazionale, perché a Salina, dove ha sede questo museo, lui è in possesso di reperti unici e questa sera addirittura ci ha portato 2 magliette storiche. Lo invito qui sul palco, lui è Santino Ruggera. Ciao Santino, ben trovato. Allora,
avevi l'imbarazzo della scelta probabilmente nel portare qualche reperto, perché in questo museo che si trova a Salina hai tantissimo materiale di campioni assoluti. Sì, io abito nell'isola di Salina, dove ho delle strutture ricettive, faccio l'albergatore e il ristoratore, e ho avuto la fortuna sul finire degli anni 90 che arrivassero dei dirigenti di squadra italiana, della FIGC, poi si sono innamorati dell'isola, delle mie strutture, è nata una grande amicizia e 16 anni fa è nata l'idea di fare, inizialmente doveva essere un'esposizione, poi è venuta fuori così bene e allora abbiamo deciso di far sì che diventasse un museo che ogni anno si arricchisce. Si ingrandisce sempre di più. Ingrandisce sempre di più, ogni anno ho la gioia che tanti straordinari campioni mi vengono a trovare. Proprio qualche giorno fa ho avuto la gioia di abbracciare a Salina Rudy Kroll e Igor Protti, che naturalmente con la loro venuta hanno anche arricchito questo piccolo museo. E qui per l'occasione del decennale di questi premi ho voluto portare due autentiche reliquie. Ecco, sottolineiamolo, autentiche, cioè queste magliette sono state indossate da... Sì, tutto ciò che c'è nel museo proviene dalla partita e ho scelto due maglie di due immortali che teniamo nel cuore a prescindere dalla fede calcistica che noi abbiamo. La prima maglia è una maglia di Paolo Rossi. Grande colpo. Ti lascio tenere questa. Allora, questa è la maglia di Paolo Rossi indossata con il resto del mondo nel 1979. L'Argentina, campione del mondo in carica, vuole festeggiare, il regime vuole festeggiare l'anniversario della vittoria e quindi chiama a raccolta il resto del mondo. Guidato da Enzo Berzotto. Infatti nella maglietta c'era scritto World 11 contro Argentina e in quell'occasione in panchina a guidare il resto del mondo c'era Bearzot, fascia di capitano ce l'aveva pure Rudy Kroll, che mi raccontava tanti retroscena proprio qualche giorno fa. E questa è la maglia che indossò in quell'occasione il nostro Pablito. Fai vedere il numero? Eccolo. Naturalmente anche in quell'occasione aveva il numero 9. Mentre invece questa che vedo è decisamente chiara e definita, che è quella della Juventus di un paio di anni fa. Sì, questa è un'altra maglia storica, indossata da Gaetano Scirea, in occasione nel 77 la Juventus vince il suo primo trofeo internazionale ed è l'unica volta che una squadra italiana vince avendo in rosa solo giocatori italiani. Questa è la maglia della semifinale di quella Coppa UEFA indossata da Gaetano Scirea contro l'AEK Atene. L'incontro finì 4-1 e lui scambiò a fine partita la maglia con Lazaros Papadopoulos, che segnò per l'AEK Atene il gol del pareggio dopo il vantaggio iniziale di Cuccureddu. E quindi ho voluto che qui potevate ammirare queste due maglie storiche di due campioni che tutti portiamo e porteremo sempre nel nostro cuore. Sono due magliette che potete, insieme a tante altre, visionare, toccare nel Museo del Calcio di Salina. Abbiamo anche per Santino Ruggera una targa ricordo per questa bella presenza, per questa tua venuta qui ad Enna in occasione appunto del decennale dei Penalty Awards. E ti consegniamo anche il vino firmato Tenute Foti Randazzese. Grazie. Grazie Santino. Vi aspetto a Salina, nel ristorante Agannata. Salina è un posto straordinario, mi auguro che veniate a trovarmi presto. Grazie, un abbraccio a tutti. Grazie Santino. Grazie Santino. Nomination a questo punto come miglior allenatore del campionato di prima categoria. Ed invito qui sul palco Alessio Camarda, allenatore del Caggi, Nico Caregliano, allenatore dell'Aquila Bafia, Giancarlo Ferrara, allenatore del San Giorgio Piana ed Angelo Mercante, allenatore dell'Empedoclina. Salve Nico, eccoci qui.
Eccoci qui, sta arrivando anche Ferrara che sul finire ha addirittura vinto anche pure la Coppa. Ciao Giancarlo, ben trovato. Abbiamo anche l'allenatore dell'Empedoclina. Sono soltanto 7 i gironi del campionato di prima categoria, sono tantissimi, però soltanto 4 salgono sul palco quest'anno dei Penalty Awards, quindi vedremo chi vincerà la targa del migliore della stagione. Ed invito qui sul palco, per aprire la busta e conoscere a questo punto il nome del vincitore, un amico dei Penalty Awards, il giornalista e scrittore Francesco Santocono. Eccolo qua, ciao Francesco, ben trovato. Possiamo consegnare a Francesco subito la busta? Voi unitevi, state più stretti, marcatevi a uomo, avviciniamoci da questa parte. Francesco, allora tocca a te aprire la busta e capire chi è il miglior allenatore del campionato importante di prima categoria. Nico Caragliano, Aquila Bafia o Bafia. Bafia. Complimenti a Nico, la consegniamo subito a Nico, la targa, e facciamo subito una battuta mettendoci un po' più avanti, tra poco arrivano anche gli altri allenatori. Nico, Aquila Bafia che per la prima volta giocherà nel campionato di promozione? No, se non sbaglio no, è un ritorno nel campionato di promozione. Sì, dopo 11 anni siamo ritornati in promozione, il presidente era tanto che cercava questo obiettivo, ci siamo riusciti quest'anno, abbiamo fatto un'ottima stagione, un primo posto, una finale di Coppa, e devo ringraziare anche per questo premio la società che mi ha supportato nelle scelte, i giocatori che mi hanno sopportato durante le settimane per ben lunghi 9 mesi, perché per noi la stagione dura 9 mesi, e quindi sono contento, questo premio lo dedico soprattutto a loro. Complimenti ancora a Nico Caragliano e la sua Aquila Bafia. Un passo avanti anche per Giancarlo Ferrara, arrivato a metà stagione a San Giorgio Piana, tac, subito la Coppa. Giancarlo, hai dimostrato ancora una volta che se ti danno in mano dei giocatori da modellare, la tua esperienza li porta anche a vincere, credo, no? Quando subentri non è mai facile, perché non costruisci tu la squadra, quindi mi sono dovuto un attimo adeguare ai giocatori che avevo, forti, però abbiamo cambiato qualcosina e siamo andati in crescendo, abbiamo finito con la vittoria della Coppa contro Nico, che è stata una bella partita, devo dire, fino alla fine. Così facciamo la storia a Piana degli Albanesi, che non è mai stato in promozione, e sono molto felice sia per me che per la comunità di Piana, ma soprattutto per i miei giocatori. La storia che fai a Piana degli Albanesi ti appartiene anche per la prossima stagione? No, purtroppo non mi appartiene, adesso stiamo cercando un nuovo lido. Arriverà tranquillamente questo nuovo lido anche per Giancarlo Ferrara. Camarda, allenatore del Caggi, un Caggi che ha sorpreso con una stagione travolgente, lasciando anche pochi spiccioli agli avversari in una classifica finale che vi ha visto assoluti protagonisti. Sì, abbiamo fatto un ottimo campionato dove abbiamo ottenuto la testa dall'inizio fino alla fine, ma ce lo siamo giocati comunque sia fino alla fine con altre 2 squadre che poi alla fine ci ha visto trionfare noi, quindi meglio così, ed è stato ancora Prossima più bello. stagione? Sempre Gaggi, speriamo di fare bene, anche noi per la prima volta siamo arrivati nella nostra storia in promozione. Che bella soddisfazione. Mentre invece ci ritorna, perché ha anche militato in categorie molto più importanti, l'Empedoclina, dopo qualche anno nel campionato di promozione, il suo condottiero Angelo Mercante, che ha sposato un progetto in una struttura certamente non pazzesca, stadio che probabilmente dovrebbe essere rimesso a nuovo, per un progetto forse un po' più duraturo proprio a Porto Empedocle. Buonasera a tutti, grazie intanto per l'invito. No, lo stadio è stato fatto nuovo, però purtroppo abbiamo giocato tutto l'anno senza il nostro pubblico e non è semplice giocare sempre fuori casa, andare in prestito di campi, quindi non è stato semplice. Però nonostante ciò la squadra è stata prima, dalla prima di campionato fino all'ultimo, abbiamo vinto il campionato con 3 giornate di anticipo. Non è mai facile. Non è mai facile, certo. Però i ragazzi devo dire che sono stati bravi. Io voglio dire una cosa, tutto questo è pure grazie ai miei collaboratori Tilaro e Trupia, che mi sono sempre stati accanto, ed è giusto condividerlo con loro. Ci piace questa tua dichiarazione. Grazie mister, al completo per la prossima stagione, e troviamo squadra anche per Giancarlo Ferrara, prestissimo. Se c'è qualche possibilità, ben venga. Grazie, in bocca al lupo per la prossima stagione. Grazie ragazzi. Ci mettiamo al centro, Francesco, perché anche tu sei stato
sempre ospite all'interno della nostra manifestazione. Tra l'altro sei reduce proprio da Salina, dove hai presentato questo nuovo corto che ancora una volta sarà visto da tantissima gente in tantissimi festival in giro per il mondo. Non è proprio un corto, è un 52 minuti di film che è stato presentato al premio Troisi, è stato proiettato, ha avuto un ottimo successo con Maria Grazia Cucinotta, Tiziana Lodato, Miss Sicilia, Giulia Vitaliti che è all'esordio cinematografico. È un film che mette in contrapposizione la malattia del corpo e la malattia dell'anima, dove la malattia del corpo spesso guarisce, la malattia dell'anima quasi mai. È un film che vi invito a vedere, a settembre avrete modo di vederlo nei cinema e mi auguro che da questo film si possa ricavare veramente qualcosa di importante sull'importanza della vita. Tu ti occupi di sport e chi si occupa di sport dovrebbe pensare anche, e lo fa molto spesso, che ci sono persone che soffrono con delle malattie particolarmente importanti. La nostra è più o meno una missione, no? Perché quest'anno trattiamo la leucemia, ma abbiamo trattato anche l'AIDS in passato, ricevendo anche in questo caso grandissimo successo. Sono stato rimproverato da Santino, che non sono andato a trovarlo in questi giorni. Sei andato al museo? Non sono andato, e stavo proprio a 2 passi da dove erano loro. Sono riuscito a vedere Rudy Kroll che passava davanti al mio leggenda umana. Sì, esatto, però non sono riuscito a pranzare, ad assaggiare le specialità. Una buona occasione per tornare a Salina, allora. Consegniamo a Francesco Santocono la sua targa, l'ennesima della sua presenza qui ai Penalty Awards, con il vino delle tenute Foti Randazzese. Grazie a Francesco Santocono. Sì. Un'altra cosa, perché ci tenevo molto a dirlo. Il lavoro che fai è straordinario. Tu meriteresti un grandissimo premio da parte delle istituzioni siciliane, perché il lavoro sociale che fai tu con questo premio, con l'impegno che metti, con gli sforzi che fai, è impagabile e mi auguro che le istituzioni il prossimo anno ti stiano vicine. Grazie Francesco, sei sempre come al solito buono nei miei confronti. Voglio chiudere adesso con l'ultima nomination e lo faccio volentieri perché è il momento di premiare il miglior giocatore del campionato di prima categoria ed invito qui sul palco Vittorio Caronia del Real Suttano, Simone Mastroieni dell'Aquila Bafia, Manuele Randazzo della Giardinellese e Cristian Barrica, o Barrica, ce lo dirà lui, del Caggi. Salve. Ben trovato. 40 anni e tanti gol. Poi ci spieghi la tua formula vincente, perché noi non la sappiamo, forse ce la darai tu. Allora, toccherà a me aprire questa ultima busta di questa 10ª edizione dei Penalty Awards. Eccola qui che arriva, puntuale, grazie Federica, come al solito sempre molto attenta e precisa. Vediamo un po' chi vince. Miglior giocatore della categoria prima categoria, stagione 22-23, tenendo presente che i giocatori che giocano nel campionato di prima categoria sono tantissimi, oltre 3.500 tesserati. Se siete voi 4 soli sul palco ci sarà pure un motivo, quindi per voi già un grande successo. Primo classificato, Vittorio Caronia del Real Suttano. Real Suttano, eccolo qui, consegniamo la targa del primo classificato, tra poco arrivano le altre, mettiamoci al centro. Real Suttano che quest'anno abbraccia il campionato di promozione, quello che verrà chiaramente. Tu che provieni da categorie superiori hai un po' fatto la differenza, hai giocato, non dico in maniera tranquilla, ma anche un po' spensierata, che può alla fine serve per giocare a pallone e divertirsi. È stata sicuramente una grandissima stagione, ringrazio i miei compagni per aver contribuito al premio. Sicuramente una stagione difficilissima perché tantissimi infortuni, sono stato un mese fermo, però è stata una bellissima esperienza. Ci siamo divertiti, che è quello che conta, e siamo poi riusciti a vincere anche i playoff. Ripartirai dal Real Suttano? Vedremo cosa succederà. Viene avanti, abbiamo adesso Simone Mastroieni dell'Aquila Bafia. Poc'anzi il mister si è portato a casa un premio importante, a dimostrazione che il gruppo che aveva costruito con te, che finalizzavi, era un gruppo vincente. Sì, se l'è meritato come tutta la squadra. I premi vanno sicuramente a tutto il gruppo, la società, perché è stato veramente un anno duro e
abbiamo fatto cose importanti, che l'Aquila Bafia da 11 anni che non era in promozione, e una finale forse non l'aveva mai fatta, quindi la finale di Coppa che abbiamo perso poi con il Piana. Poi soddisfazioni e poi tanto divertimento. Bravo, complimenti. Giovanissimo, ma già con tanti gol in carriera. Giocare e vincere con la squadra del proprio paese è stato un onore, è stato bellissimo. Infatti voglio ringraziare tutta la società della Giardinellese, i mister e tutta la squadra, e anche un ringraziamento alla mia famiglia che mi segue sempre. Bravo, complimenti. Dal giovane, non dico all'anziano perché dovrebbe essere un'offesa, non vuole essere un'offesa, però i tuoi gol sono stati pesantissimi, Cristian, perché hai portato e trascinato il Caggi nel campionato di promozione ai quasi 40 anni, questo lo possiamo dire, quasi 41, e fare tanti gol in prima categoria non è che è facile, perché i difensori tagliano le gambe, soprattutto quelli che credono di non poter più fare numeri. Intanto grazie per l'invito, essere qui è un onore. Sì, sono riuscito a fare bene anche quest'anno. Volevi sapere il segreto? Sì. Vita sana e allenamento. Bravo. Questo è il segreto. Poche sigarette anche? No, non fumo, non bevo. Visto, perfetto, quindi lo sportivo completo. Grazie anche a Cristian, grazie anche a tutti i ragazzi che hanno gareggiato come nomination migliore giocatore del campionato di prima categoria. Grazie. Siamo ai saluti, lo facciamo rendendoci conto anche che abbiamo trascorso ancora una volta un momento importante per il calcio dilettantistico siciliano, la passerella giusta e doverosa per tanti atleti, tanti dirigenti, tanti allenatori che ogni domenica, soprattutto nel periodo invernale, seguono la loro passione, una passione fatta soprattutto di un pallone che certe volte è anche vecchio, malandato e sgonfio, ma è un pallone che ci piace, il pallone dei dilettanti. Volevo salutare e ringraziare chiaramente tutti i presenti, volevo anche soprattutto ringraziare tutta la squadra tecnica che ha prodotto questo progetto televisivo di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Voglio ringraziare chiaramente anche in prima battuta l'editore, ovvero Paolo Raffa di 7 Gold, canale 15, e voglio ringraziare anche coloro che dietro le quinte hanno svolto un lavoro immane ma fondamentale per la riuscita dell'evento, ovvero Salvocampo, Mario Scirè. Che dirvi, grazie per essere stati con noi, appuntamento per l'11ª edizione il prossimo anno per parlare ancora di calcio dilettantistico siciliano. Grazie a voi, buona serata. Giampaolo, che bell'uomo è. Aspetta, io mi sono già preso l'idea quando lui è partito all'ingresso che aveva questo passo pazzesco, bello veloce, e poi quando è arrivato negli scalini è diventato un anziano pazzesco, cioè robotico nel salire dalla serie, vediamo se mi parte la rotola, il menisco, salgo piano piano. Poi, ripeto, sul palco ha tutto lui, drammatico quando c'era però l'amica sua presentatrice che non sapeva cosa presentare, ha detto: che fa, morisce qualcuno? Ecco, cioè, ma questo accade, è lunghissimo, è prolisso e comunque penalty Ettore Tortorici, cioè non c'è altro, lui riesce a mettere assieme un qualcosa, è un visionario anziano, ma è un visionario ancora bellissimo. Tu non hai niente da dire su Ettore, non hai niente da dire? Non posso dire assolutamente nulla perché lui è il maestro, e poi dopo 10 anni ha preso la stella come gli scudetti. Sì, esatto, la Hall of Fame è la sua rotola.
Maestra, presenti qui con la sua scuola di danza, e bella serata anche per voi perché avete messo in mostra belle coreografie. Grazie mille. Intanto una piccolissima parte del gruppo che ho portato qui e gli altri sono tutti sparsi, vabbè, facciamo in rappresentanza. Devo dire che è una gran bella soddisfazione, per noi un orgoglio essere qui perché vedo che effettivamente è un evento molto importante e quindi non potrei che essere grata per questo invito da parte di Ettore, che è stato veramente gentilissimo ad invitarci. Dietro c'è davvero tantissimo lavoro e poi ballare ora con questo caldo non è certamente facile. Sì, ma noi affrontiamo tutte le problematiche che siamo oramai abituati, anche perché se si vuole ottenere dei grandi risultati bisogna veramente con tanto spirito di sacrificio adattarsi a tutto e andare avanti sempre con grande entusiasmo. Con Pasquale Ferrara, miglior allenatore siciliano di eccellenza, un premio che corona ancora di più una stagione fantastica con la Nuova Igea Virtus. Sì, lo voglio condividere insieme alla società, lo voglio condividere a quei splendidi ragazzi che mi hanno sopportato e supportato in questa meravigliosa stagione, ragazzi con grandi principi e grandi capacità morali, come il senso del dovere, il gusto di imparare, il rispetto per sé e per gli altri e il grande senso di responsabilità, che è quello che ci ha portato a vincere sia la Coppa e sia il campionato. Sono stati meravigliosi tutti. Questo deve essere un punto di partenza per questa nuova stagione, far sì che infatti nelle valutazioni che stiamo facendo è proprio ripartire da un gruppo storico di almeno 8 giocatori che formano la spina dorsale, che conoscono società, allenatore e direttore, e tutti insieme possiamo per questa nuova stagione cercare di prenderci le nostre belle soddisfazioni. Presidente, il Museo del Calcio a Salina, 16 anni, un traguardo importante e questa sera presente qui ai Penalty con 2 maglie davvero pazzesche, storiche. Sì, devo dire abbiamo avuto la fortuna di costruire nell'isola di Salina, nei locali interni del mio ristorante a Cannata, questo museo, grazie ai tanti dirigenti che nel corso degli anni sono arrivati nelle mie strutture. Ci sono delle reliquie importantissime che vanno dai primi anni del Novecento, quello più antico addirittura del fine Ottocento, e si tratta di alcune tessere dei soci fondatori della Juventus fino ad arrivare ai nostri giorni. E stasera, per omaggiare il raggiungimento del decennale degli Awards, di questi Penalty Awards, ho voluto portare 2 maglie incredibili, che sono la maglia di Scirea della semifinale della Coppa UEFA disputate il 6 aprile 77 a Torino contro l'AEK Atene, naturalmente il 6 sulle spalle, e quella di Paolo Rossi indossata con il resto del mondo nel giugno del 1979, quando giocarono contro l'Argentina. E quindi mi auguro che coloro che erano qui presenti si siano emozionati anche per la presenza di questi 2 cimeli. Mi auguro oltretutto che i tanti calciatori del calcio dilettante che sono stati premiati questa sera abbiano un percorso ricco di successi e chissà, magari un domani potrei avere una loro maglia esposta lì nel mio museo del calcio a Salina. Vittorio, alla fine è un riconoscimento per te che corona una stagione importante, miglior giocatore di prima categoria, grande emozione nel Guiu, quindi per questo riconoscimento. Sì, l'emozione ci sta, però come ho detto a Ettore, il grazie va sicuramente ai miei compagni, allo staff, ai dirigenti che hanno reso possibile tutto ciò. Poi sicuramente una stagione tra alti e bassi, infortuni, disguidi, però alla fine tra divertimento, bel gruppo, siamo riusciti a vincere anche i playoff, quindi un bel raggiungimento, anche per il Sultano che non è mai stato in promozione. Rimarrai? Vedremo, mai dire mai. Nico, una stagione che viene coronata ancora di più da questo incredibile premio miglior allenatore siciliano di prima categoria. Sì, già essere qua in nomination per me era motivo di
orgoglio e un grosso onore rappresentare la Guida Bafia in questo caso qui sul palco di Penalty Awards. Sono contentissimo di questo premio, non me l'aspettavo, però lo voglio condividere con chi veramente quest'anno è stato protagonista di questa stagione, vale a dire la società capitanata da Carmelo Rao, che mi ha supportato in tutte le scelte fatte per programmare la stagione, con i miei collaboratori e i giocatori che mi hanno sopportato durante settimane, perché sai quanto sono meticoloso, nonostante la categoria è quella che è, però io affronto i campionati, affronto le stagioni, non dico da professionista, ma dando delle regole che magari in prima categoria a volte non si trovano. Con noi questo riconoscimento lo voglio condividere pienamente con loro, perché senza di loro non riuscivo a vincere questo magnifico premio. Grande riconoscimento anche per la Lontina, miglior dirigente, un premio sicuramente che vi inorgoglisce e ti inorgoglisce. Sì, è vero. Grazie in primis a tutta la squadra, ai ragazzi che ci hanno messo veramente tutta l'anima e tutto il cuore. Poi ringrazio tutti i dirigenti che mi hanno dato questa opportunità di fare assieme una bella squadra e che dire, imbattuti senza perdere nessuna partita, e quindi una grande soddisfazione, perché a San Marco non era mai successo di andare in promozione. Gabriele, soddisfazione doppia, anzi possiamo dire quadrupla, perché quest'anno vittoria del campionato, la Coppa e adesso miglior difensore e addirittura top player, quindi stagione veramente spettacolare per te. Sì, assolutamente, quest'anno è stato qualcosa di fantastico. È difficilmente ripetibile, però ci proveremo. Senti, sei stato decisivo nel finale di stagione con dei gol pesantissimi, ma tra quelli fatti quale porti meglio nel cuore? Due ne ho nella lista. Il primo, quello col Siracusa, giustamente da lì è partito la cavalcata finale, e poi l'ultimo col Modica insieme, con quel pubblico lì, è stato qualcosa di indescrivibile. Senti, la tua stagione si coronerà probabilmente con la nascita di una bambina, di tua figlia, quindi credo che i premi andranno a lei, ti dico. Assolutamente sì, tutto questo è dedicato a lei, quindi sono contentissimo. Ettore, come ogni anno c'è grande lavoro dietro, però alla fine c'è anche grandissima soddisfazione. Una grandissima soddisfazione, perché ancora una volta abbiamo portato il calcio dilettantistico in passerella. Lo fanno in tanti, noi crediamo di avere una prerogativa diversa, quella di regalare l'emozione dell'apertura della busta, e poi c'è l'emozione di tanti ospiti che ci vengono a trovare proprio perché hanno ritenuto e ritengono il premio un premio fatto di energie, di semplicità e di sportività. Era il 10° anno, la 10ª edizione, come si suol dire, ha preso la stella come gli scudetti, quindi soddisfazione maggiore. Certo, abbiamo messo la stellina accanto al numero 10, ma è soltanto l'inizio, perché questo mi auguro che continui ad essere un premio che parla di dilettantismo, che parli di calcio, anche con un pallone leggermente sgonfiato e vecchio, perché questo è anche il linguaggio dei dilettanti. È stata una stagione importante, si veniva da anni difficili, il Covid, finalmente si è portato tutto a compimento, sei voluto tornare soprattutto a Enna, dove c'è una scenografia davvero meravigliosa. È vero, siamo ritornati a Enna perché riteniamo questa bellissima location la location ideale di un progetto che parla solo di calcio dilettantistico, quindi la centralità ci aiuta a far sì che tutti in un attimo possono raggiungere Enna e vivere con noi l'emozione di un galà unico e irripetibile. Abbiamo detto c'è un grande lavoro dietro, ma c'è anche un grande staff che ti collabora per riuscire a mettere in piedi un programma come questo.
Sì, c'è uno staff che ormai da anni sa già quello che deve fare e lo fa sempre con grande professionalità, e siamo convinti che è soltanto una parte di quello che può succedere anche nelle prossime stagioni, perché anno dopo anno dobbiamo migliorarci anche per costruire nuove idee all'interno di un premio che è ormai diventato fondamentale sia per la Federazione Italiana Gioco Calcio che per l'AIAC, nonché anche per Play Village, azienda che ne cura il marchio a tutti gli effetti. 30 secondi ti ho raccontato quando tu sei uscito grande, bello e potente, e poi sei arrivato sui gradini e ti è venuto il ginocchio di Gighi Robotacciaio. Sì, beh, c'è la trasformazione, quando sali su un palco avviene una trasformazione, un cambio, e tu che vivi anche di adrenalina sai benissimo che il dolore passa. Quando passa il dolore ti rendi conto che hai 20 anni o forse anche 30 di meno e sei convinto di poter durare in eterno. Finito tutto questo, non so cosa succederà La dopo. stella Hall Fame, no Paolo, lo possiamo dire, è la tua rotola. Sì, diciamolo pure, la mia rotola, tra l'altro quella del ginocchio destro, dove praticamente non esiste più il menisco interno e menisco sinistro, operato quando io ancora tentavo di giocare a pallone. Bene, da parte mia e da parte Paolo, non ti preoccupare, noi non ti porteremo sulle spalle. Questa è Penalty, grazie Ettore, Grazie a voi, ragazzi, siete stati fantastici. Grazie. Ciao, ciao Ettore. Ciao a tutti.